Manifestazione davanti alla Cittadella organizzata dai sindacati via commissariamento e decreto Calabria. Entreranno in servizio il 1 agosto 17 nuovi infermieri che arriveranno all'Annunziata di Cosenza. Il decreto semplificazione per far correre il paese, ma il presidente dell'Ance Calabria, Perciaccante, frena gli entusiasmi. Aspettiamo prima di esprimerci. Assoluzione perché il fatto non sussiste per gli imputati nel processo per la morte del piccolo Giancarlo Esposito, avvenuta nel 2014 nella piscina di Campagnano. Utilizzano false autocertificazioni per incassare i buoni spesa, 126 indagati a Tropea. Finalmente si chiude il lungo capitolo del canale degli Stombi, adesso è navigabile e Marina di Sibari torna a sperare nei fasti di un tempo. Buonasera ad Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, più di 1000 persone erano questa mattina nel piazzale della Cittadella a Catanzaro per chiedere una sanità più efficiente in Calabria. La manifestazione è stata promossa da CGIL, CISL e UIL, è stato chiesto l'intervento del governo. Negli ospedali calabresi è stato denunciato, mancano 4.000 unità, i nostri servizi. Gli ombrelli per ripararsi dal sole di luglio e le bandiere della triplice CGIL, CISL e UIL nel piazzale della Cittadella regionale a Catanzaro protestano per una sanità che garantisca servizi efficienti ai calabresi. Come anziano che ha bisogno sempre di un sistema sanitario che dovrebbe essere efficiente, per dire insomma che o lo miglioriamo o siamo abbandonati. Vai per fare l'attacco, per fare un intervento e non te la fa nessuno. O devi pagare e attendere 2 mesi, 3 mesi. Non è giusto. Non è assolutamente giusto. Io ho mia moglie in queste condizioni e purtroppo non si sa come fare. Io dico che se non si fa qualcosa in Calabria moriremo tutti. Tante storie individuali per un sistema che va cambiato. Una sanità in Calabria che ha 2 aziende sanitarie provinciali sciolte per infiltrazioni mafiose, una che è in dissesto economico-finanziario, ha una necessità di avere 4.000 operatori del sistema sanitario tra medici e infermieri che non ha un universo mondo di precariato e di lavoratori da stabilizzare, ha un sistema sanitario, una rete ospedaliera che è in grande collasso e difficoltà. È impensabile che non ci possa essere un confronto con i lavoratori che in questi mesi si sono caricati l'emergenza del Covid. Le proposte del sindacato partono dai territori. Chiediamo al governo regionale e al governo centrale che si volta pagina. Noi abbiamo delle idee, abbiamo preparato una piattaforma rivendicativa, quindi i punti sono quelli citati, bisogna partire da una riorganizzazione della rete territoriale che coinvolge i medici di famiglia, che sappia integrarsi anche con le strutture ospedaliere e soprattutto deve evitare tantissimi ricoveri inappropriati e deve far funzionare tutta la struttura poliambulatoriale territoriale. Manca l'interlocuzione con il commissario Cotticelli, lo denunciano i manifestanti nei cartelli, chiesto l'intervento del ministro Speranza. 10 anni di commissariamento non hanno risolto il problema principale che è dato dalla carenza del personale, dalla quale derivano poi le inefficienze di servizio e di risposta in termini di salute pubblica ai cittadini, e dall'altro non ha messo ordine a una spesa disordinata della sanità calabrese. Quindi riteniamo che in mancanza di un'interlocuzione c'è un commissario inadeguato rispetto alla risposta che serve alla Calabria, c'è un governo regionale che si copre dietro il commissario, è necessario che intervenga il governo. Certo, portare 1000 persone davanti alla Cittadella in piena emergenza pandemica e quindi con il rischio di contrarre il virus non è impresa facile, eppure i sindacati ci sono riusciti. Quindi va dato merito a Biondo, Sposato e Russo, che hanno fortemente voluto che giungesse forte il grido di dolore dei calabresi nelle stanze del potere regionale. L'argomento merita perché, nonostante le 1000 promesse, nel sistema sanitario calabrese non è cambiato nulla. Anzi, la situazione è sempre più difficile. Il sindacato punta l'indice su 2 aspetti che ne compromettono funzionamento e crescita: commissariamento e decreto Calabria. Iatture, nel vero senso della parola. Sono 10 anni che ai calabresi vengono chiesti sacrifici, sia in termini di esborso di denaro che nei servizi offerti dalle strutture sanitarie. Niente progressi, niente assunzioni, ma solo riduzioni, depauperamento, accorpamenti e quindi tagli. Il comparto è sempre in bolletta e da Roma il diktat è sempre lo stesso: recuperare denaro. Così come la ricetta: aumentare i tributi.
Altra tegola, perché di questo si tratta, è il famoso decreto Calabria, che ha sancito il passaggio della sanità calabrese nelle mani di chi sa poco o nulla della nostra regione. Di male in peggio, vero, verissimo. Morale della favola, i calabresi sono stanchi di subire, ma a chi vanno a raccontare disfunzioni che subiscono sulla loro pelle? A chi diranno dei ritardi, delle lunghe attese e delle rinunce nell'intraprendere un percorso diagnostico? Ecco, l'urlo in piazza, almeno questo. E a proposito di sanità e di nuove assunzioni, entreranno in servizio il prossimo 1° agosto i 17 infermieri che arriveranno all'Annunziata di Cosenza. Prossimo 1° agosto all'Annunziata di Cosenza prenderanno servizio 17 nuovi infermieri che hanno firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La determina di assunzione è stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio, ne dà notizia la direzione dell'AO di Cosenza, che fa sapere inoltre che il reclutamento odierno si inserisce nel piano assunzioni elaborato dalla direzione aziendale, che prevede l'immissione in ruolo di 60 unità, di cui solo 10 sono stabilizzazioni che peraltro saranno effettuate nei prossimi giorni e quindi 50 rappresentano nuovo personale. Una boccata d'ossigeno per la sanità cosentina, costretta a fare i conti con un problema atavico, quello della carenza di personale infermieristico e OS, acutizzato in questi ultimi mesi. Il contenimento del turnover, che ha caratterizzato e continua ad essere elemento distintivo delle assunzioni nella nostra regione, unito alle misure di anticipazione del pensionamento, rendono di fatto difficoltoso, se non impossibile, finanche il raggiungimento dei livelli percentuali minimi nel rapporto infermieri-pazienti. Le nuove 50 unità di personale infermieristico certamente non saranno sufficienti, evidenzia la direttrice del SITROS, il servizio infermieristico tecnico riabilitativo ostetrico sociale, a colmare il gap che si è creato nei precedenti anni di blocco del turnover. Ne siamo consapevoli, ma serviranno sicuramente a dare respiro ad un contesto lavorativo particolarmente affaticato e non solo dalla carenza di organico. E risalgono i contagi in Italia da coronavirus, in Calabria un positivo in più rispetto a ieri, ancora nell'ASP di Reggio Calabria. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 99.608 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.185, una in più rispetto a ieri, quelle negative 98.423. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 182 guariti e 33 deceduti; a Cosenza 2 in isolamento domiciliare, 433 guariti e 34 deceduti; a Reggio Calabria 3 in reparto, 17 in isolamento domiciliare, 256 guariti e 19 deceduti; a Crotone 1 in isolamento domiciliare, 112 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare, 77 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il positivo di oggi è dell'ASP di Reggio Calabria ed è un paziente asintomatico con sierologia previa positiva. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.897. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Parliamo adesso invece di opere strategiche anche per la Calabria. Nel decreto semplificazione il presidente dell'ANCE per Ciaccante però frena gli entusiasmi e dice: aspettiamo prima di esprimerci. Il decreto semplificazione presentato dal Premier Conte prevede opere strategiche anche per la Calabria, ma quali sono le aspettative? Lo chiediamo al presidente dell'ANCE Calabria, Giovan Battista Perciaccante. Per la Calabria, diciamo, delle 130 opere che devono partire, ci sta la 106, insomma, il raccordo Roseto-Sibari, Roseto-Cassano con la 504, che diciamo è stato già così, quindi dovrebbero accelerare ormai le procedure, insomma, i lavori per queste. Poi ci sono
ci sono il raccordo della A2 con il porto di Gioia Tauro, dovrebbe entrarci pure, diciamo, il collegamento tra Corigliano Rossano con la 534, dovrebbero far partire poi tutti quanti quegli altri piccoli lavori tipo sulle case mandasuiche, sulle carceri, sulle scuole. Cioè, ripeto, dovrebbe partire tanta roba. La mia preoccupazione è che però si deve fare uso di questa semplificazione per la procedura degli appalti pubblici, ma si deve fare quest'uso con molta attenzione, insomma, mi sono spiegato, perché fino a 5 milioni possono invitare 10-15, ora dobbiamo aspettare in effetti poi il definitivo, cioè bisogna vedere poi quello che viene giù stesso, perché adesso hanno approvato, però ancora non abbiamo nulla di tanto concreto, però su queste cose bisogna stare molto attenti, insomma, bisogna essere vigili, perché non vorrei che se ne fa un uso distorto poi di questa, perché purtroppo semplificare sì, ma bisogna stare sempre nelle regole, insomma, cioè il libero mercato, cioè, bisogna tener conto del libero mercato, tutti quanti noi imprenditori dobbiamo poter avere accesso a partecipare, insomma, alle gare d'appalto, non deve essere certo un mercato chiuso. Parliamo adesso di cronaca, perché è stato rinviato a giudizio il sindaco di Cosenza Mario Chiuto, l'ex ministro dell'ambiente del governo Monti Corrado Clini, la compagna Martina Hauser e altre 25 persone accusate a vario titolo di corruzione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta e peculato nell'ambito dell'inchiesta per associazione a delinquere transnazionale. L'accusa che coinvolge il primo cittadino di Cosenza è di aver utilizzato in modo improprio i fondi pubblici per progetti ambientali in Cina. A decretare l'avvio del processo è stato nei giorni scorsi il GUP del Tribunale di Roma. L'udienza dibattimentale è stata differita a novembre. E sono state tutte assolte perché il fatto non sussiste. Le 5 persone imputate per la morte del piccolo Giancarlo Esposito, avvenuta negli spazi delle piscine di Campagnano il 2 luglio del 2014. La sentenza è stata emessa questa mattina dal Tribunale di Cosenza. Assolti perché il fatto non sussiste, si conclude così dopo 6 anni l'iter giudiziario per la morte del piccolo Giancarlo Esposito, avvenuto il 2 luglio del 2014 nel kindergarten della piscina comunale di Campagnano. La sentenza emessa dal giudice monocratico Giovanni Garofalo nell'aula del Tribunale di Cosenza. Il processo ha visto imputati Carmine Manna, legale rappresentante della società che gestisce le piscine di Campagnano, e le educatrici Franca Manna, Luana Coscarello, Martina Gallo e Ilaria Bove. Il pubblico ministero Maria Francesca Cerchiara aveva chiesto 5 anni di reclusione per tutti gli imputati, ma il giudice non ha accolto la richiesta, ritenendo valide le tesi difensive degli avvocati Marcello Manna, Concetta Coscarella e Sabrina Rondinelli. Per l'accusa, il piccolo Giancarlo, che aveva appena 4 anni, morì per annegamento, tesi però confutata dal collegio difensivo. Una perizia di parte stabilì che a causare il decesso del bambino fu una miocardite acuta, tesi poi confermata dalla superperizia disposta dal giudice. Una morte, quella del piccolo Giancarlo, che suscitò dolore e sgomento. Quel 2 luglio di 6 anni fa il bimbo morì dopo essere entrato in piscina nello spazio dedicato all'animazione dei bambini. Subito dopo la tragedia i genitori si rivolsero alle autorità giudiziarie. Furono avviate le indagini dei carabinieri che portarono all'iscrizione nel registro degli indagati delle persone che oggi sono state prosciolte dalle accuse. Ed è stata condannata per corruzione a 3 anni e 1 mese di reclusione a conclusione proprio del processo con rito abbreviato Maria Gabriella Rizzo, all'epoca dei fatti contestati dalla Procura di Catanzaro, responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione della Regione Calabria. Il 9 ottobre del 2018 Maria Gabriella Rizzo, difesa dall'avvocato Francesco Gambardella, finì ai domiciliari nell'ambito dell'operazione denominata È Dovere della Procura
di Catanzaro, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Capomolle e dal sostituto Graziella Viscomi. La sentenza di condanna è stata emessa dal GUP di Catanzaro. Il PM Viscomi aveva chiesto la condanna dell'imputata a 4 anni di reclusione. I fatti contestati all'ex dirigente della Regione Calabria risalgono al secondo semestre del 2016. Maria Gabriella Rizzo, secondo l'accusa, si prodigò per accontentare e favorire Laura Miceli, imprenditrice proprio nel settore turistico del Vibonese, riguardo i bandi emanati dalla Regione, fornendo in alcuni casi alla Miceli informazioni in anteprima. Per i suoi favori avrebbe ricevuto il regalo soggiorni, vacanze, pranzi e donazioni di vino. Hanno percepito i buoni spesa ma non erano indigenti. False autocertificazioni sono state scoperte dalla Guardia di Finanza a Tropea, 126 le persone indagate. La stessa famiglia ha incassato 2 volte i buoni spesa e solo una delle irregolarità riscontrate dalle Fiamme Gialle a Tropea. C'erano anche false autocertificazioni, insomma gente che non era povera, così sono scattate le denunce, 126 per la precisione. La Guardia di Finanza ha controllato i documenti presentati in comune dai percettori dei buoni spesa destinati a famiglie in difficoltà durante il lockdown e destinati all'acquisto di generi di prima necessità. Nei faldoni trovate molte incongruenze nero su bianco. Molti avevano scritto di trovarsi in condizioni di indigenza, invece dai controlli è venuto fuori che gli stessi erano in possesso di liquidità sui conti correnti, ricevevano lo stipendio e in qualche caso percepivano il reddito di cittadinanza, l'indennità di disoccupazione o altre agevolazioni. Insomma, erano falsi poveri, tra cui esponenti della criminalità organizzata. Passate al setaccio 225 istanze. Le persone che hanno percepito illecitamente i buoni spesa dovranno pagare una sanzione che va dai 5.000 ai 25.000 euro. Tempi biblici per un rinnovo di patente. Vi raccontiamo la disavventura di un pensionato cosentino che ha prenotato delle visite mediche richieste proprio per ottenere l'idoneità di guida. Per terminare l'iter servirebbe 1 anno e mezzo. La Lancia Delta del signor Ottavio tra un po' di tempo purtroppo dovrà restare parcheggiata a lungo sotto casa, e non perché a lui non serva, anzi il classe 1937, vivendo da solo visto che i 3 figli sono lontani, guida abitualmente per sbrigare le proprie faccende, ma il rinnovo della patente si sta rivelando più complicato del previsto. Mi hanno dato come prenotazione il giorno 29 di luglio, perché mi sono dato da fare con il mio medico per avere le ricette per poter andare a fare le varie richieste che hanno fatto la commissione, che ha fatto la commissione. Il medico mi ha dato le ricette, io sono andato al CUP e ho fatto le prenotazioni. Con grande meraviglia nessuna prenotazione è anteriore al 29 di luglio, sono tutte successive. La prima è in agosto, la seconda è in settembre, la terza è in ottobre, poi ce n'è una in dicembre e un'altra ancora in gennaio del 2021, una all'inizio di gennaio e un'altra al 27 di dicembre del 2021. Avendo superato gli 80 anni e presentando una patologia, la procedura di rinnovo è prevista annualmente e il signor Ottavio deve sottoporsi a una serie di visite e accertamenti medici che attestino la sua idoneità alla guida. Il problema è che per sottoporsi alle visite sono necessari tempi lunghissimi. Ogni anno faccio questo calvario io. Sono già 2 anni, dal compimento dell'80° anno, ogni anno io mi devo presentare in commissione con tutta questa trafila di accertamenti vari. 5 diversi esami, dall'oculistica alla cardiologia, in un lasso di tempo di 1 anno e mezzo. Accertamenti necessari, certo, che rendono però la pratica impossibile da portare a termine. Lei alla macchina non può rinunciare? Non posso rinunciare assolutamente. Almeno finché il Signore mi dà questo po' di salute per poter essere autonomo, la macchina mi serve, sono solo. Come devo fare? Poi c'è questo, non solo io penso che sia in questa situazione, ci sarà tanta altra gente. È giusto
che si facciano tutte queste cose. 9 atti vandalici in 4 anni e l'amaro bilancio del Parco Romeo, il parco giochi inclusivo realizzato proprio dalla Terra di Piero a Cosenza. Ancora una volta dei giovani hanno danneggiato e sporcato la struttura, l'ennesima delusione in una città dove una minoranza mostra insensibilità e inciviltà, mentre in Africa, dove la Terra di Piero ha avviato altre iniziative, le cose vanno diversamente. Una carriola piena di spazzatura rovesciata nel Parco Romeo a Cosenza, l'ultimo, in ordine cronologico, di una serie di atti vandalici compiuti all'interno del parco giochi inclusivo realizzato dalla Terra di Piero. Adesso stiamo controllando le telecamere e abbiamo visto che erano 3 ragazze sui 18 anni, hanno riempito la carriola che c'è al parco, quella che serve ai nostri volontari per pulire, l'hanno riempita di spazzatura e sono andati a rompere la carriola e buttarla sotto un gioco per il bambini disabili. Una vergogna inaudita, purtroppo è la 9ª volta che ci succede un fatto del genere. Noi abbiamo costruito un parco, il parco giochi Piero Romeo 2 a Iringa, in Tanzania, da 2 anni non ha subito nemmeno un attacco vandalico, anzi. Tra i 9 episodi, il più grave l'anno scorso. Sembrava però una storia a lieto fine. L'anno scorso abbiamo individuato i responsabili, sono venuti dalla nostra sede, sono 5 ragazzi. Ci hanno chiesto scusa e ci hanno promesso che andavano a riparare il danno. Sono spariti. Purtroppo io li ho cercati 2 volte tramite Messenger, ho visto che avevano visualizzato, però non hanno più risposto, quindi poi i danni ce li siamo riparati da noi. Quindi questi qua hanno fatto addirittura il doppio danno, hanno fatto un danno materiale e poi il danno di ingannare la nostra fiducia. Noi abbiamo ritirato la denuncia, sono venuti con l'avvocato, sono veramente dei ragazzi. Come ti posso, non voglio insultare particolarmente dei ragazzi che potrebbero avere l'età di mio figlio, però senza alcuna coscienza. Eppure la Terra di Piero va avanti, in Africa come a Cosenza. In Senegal è il 3° parco accessibile ai bambini disabili, nella città di Kaolack, al centro del Senegal, a partire dal 16 novembre, Covid permettendo. Invece in Italia siamo in fase di progettazione, ma abbiamo finito la progettazione e cominceremo a brevissimi i lavori, il Parco dei Nonni, che sorgerà all'interno del Parco Robinson di Rende. Un'altra piccola oasi di civiltà, soprattutto unica in Italia. E finalmente si chiude il lungo capitolo del canale degli Stombi, adesso è navigabile, è andata a verificare qual è la situazione per noi Rosalba Baldino, vediamo. Le porte vinciane, le vedete, sono aperte, rappresentano sostanzialmente il collegamento con il mare e qui al canale degli Stompi, la Venezia del Sud, si è pronti per affrontare la stagione. Gianni Papasso, sindaco di Cassano allo Ionio, Sibari è il punto di diamante del comune. Oggi una iniziativa molto importante perché di fatto si rilancia il turismo. Io oso dire che Sibari è il centro del mondo, rinasce Sibari oggi, ripartiamo, il canale è stato aperto, abbiamo lavorato intensamente, un rapporto sinergico con l'associazione dei laghi di Sibari, soprattutto con la regione che ha finanziato i lavori e diciamo a chi vuole venire a Sibari, spero in tanti, che il canale è navigabile, ai sensi di legge, ci sono le profondità necessarie per tutti i natanti che intendono entrare e uscire dai laghi di Sibari e oggi mandiamo un messaggio importante, che Sibari riparte, non si ferma soltanto alla sistemazione dello Stombi, chiede interventi maggiori soprattutto per rilanciare l'immagine turistica di questa comunità, perché siamo convinti che se parte Sibari, partono i laghi di Sibari, parte l'intera piana di Sibari, per la quale chiediamo maggiore attenzione da parte di tutti coloro i quali possono dare un contributo, una mano affinché possa partire un nuovo processo socio-economico. Ci sono tutte le condizioni, c'è un rapporto bellissimo con la Regione Calabria, il Presidente, l'assessore Gallo, anche l'assessore al turismo hanno preso atto che qui c'è una necessità, quella di intervenire massicciamente, realizzare alcune opere fondamentali per far sì che 2500 posti barche possano essere gestiti, utilizzati per bene e per rilanciare la politica turistica della Sibarite e dell'intera Regione Calabria. Le strutture ricettive fanno i conti con il Covid, sarà un'estate particolare, in molti arriveranno in Calabria, vediamo come si stanno preparando sul Tirreno cosentino.
Vacanze in Italia, questo ormai sembra uno dei punti fermi dell'estate al tempo del coronavirus e la Calabria è fra le mete più ambite, vista anche la situazione dei contagi. Sul Tirreno Cosentino le strutture ricettive, dopo la flessione di giugno, si preparano a 2 mesi di boom. Inizialmente pensavamo che fosse migliore a livello di prenotazioni, ci aspettavamo di più, però ecco la crisi si è fatta sentire e ha toccato le famiglie italiane in maniera predominante. Si nota che il cliente chiede il preventivo ma lo chiede per più breve periodo, invece magari prima faceva più giorni, e soprattutto il fatto che adesso ha paura anche di poter venire nelle strutture alberghiere per non incorrere insomma nei rischi del momento. Noi cerchiamo di tranquillizzarli al telefono, parte più importante, perché stiamo usando tutti i protocolli anti-Covid, come noi penso tutte le altre strutture, quindi inizialmente soltanto tranquillizzarli, poi ovviamente hanno necessità di trovare un prezzo competitivo, questa è la prima cosa quest'anno, la prima cosa che chiedono. Il bonus vacanze aiuta in parte e soprattutto i turisti, ma non tutte le strutture hanno deciso di accoglierlo. Si poteva fare diversamente per il bonus, magari ecco, facendoci rimborsare non con un credito d'imposta, in altra maniera, forse avrebbe agevolato di più le strutture ricettive ad accettarlo. No, noi abbiamo comunque accettato di aiutare il cliente in qualche maniera, solo che potevano magari farlo iniziare prima, non dal 1° luglio, quindi le presenze di giugno sono state piuttosto basse, proprio perché c'era l'attesa dal 1° luglio di poter utilizzare questo bonus. Il cliente di luglio viene più che altro per i weekend, sono poche le presenze lunghe della situazione, poi agosto è sempre agosto, insomma grazie a Dio si fa sentire a livello di prenotazioni e mi auguro di essere anche positiva anche per settembre, nella stessa maniera. Che cosa chiedono i clienti? Cioè, qual è il loro timore? Chiedono ovviamente la sanificazione, per quanto riguarda il ristorante che si trova anche all'interno della struttura. Quali sono le domande più frequenti? Ecco. Quale protocollo adottare in queste circostanze, quindi tranquillizzare dal punto di vista della sanificazione delle camere, degli ambienti, il fatto che noi siamo ovviamente tutti quanti con mascherine, guanti, voglio dire a livello di servizio, e soprattutto anche per loro, per non fare assembramento, che è la cosa più importante in questo momento, quindi anche distanziamento in spiaggia, in piscina e prettamente anche il ristorante. Avete previsto diversi turni al ristorante? Sì. Inizialmente adesso con le presenze che sono basse riusciamo in un turno solo, poi dovremo fare in 2 turni. Ma in questa fase è cambiato anche il modo di prenotare le strutture ricettive, senza intermediari. Pochi utilizzano tour operator o agenzie di viaggi. Ormai è il cliente diretto che chiama, pochissime le agenzie, pochissimi tour operator purtroppo. Io auguro anche a loro insomma un'ottima ripresa, perché il circuito se si ferma è finito. Adesso vediamo la borsa. Seduta debole per le borse europee. Negli USA i contagi hanno superato i 3 milioni con 130.000 vittime, portando a nuove misure restrittive in alcuni stati e rischiando di compromettere la ripresa dell'economia. Nel frattempo, i principali consiglieri di Donald Trump stanno valutando la possibilità di intervenire sull'ancoraggio della moneta di Hong Kong al dollaro statunitense, limitando la capacità delle banche dell'ex colonia britannica di acquistare dollari per colpire la Cina. In Europa intanto proseguono le trattative in vista del Consiglio del 17 e 18 luglio, chiamato a trovare un'intesa definitiva sul Recovery Fund. A Piazza Affari il FTSE MIB termina in calo dello 0,6%, sostanzialmente in linea con il FTSE 100 di Londra a meno 0,5%, mentre chiudono più arretrati il DAX di Francoforte a meno 1%, il CAC 40 di Parigi a meno 1,2% e l'Ibex 35 di Madrid a meno 1,6%. Oltreoceano viaggiano poco mossi il Dow Jones invariato e l'S&P 500 a più 0,1%, mentre il Nasdaq a più 0,6%. Sul Forex l'euro-dollaro si apprezza a 1,13, mentre il cambio tra biglietto verde e yen staziona a 107,5. Tra le materie prime viaggiano sostanzialmente stabili le quotazioni del greggio, con il Brent flat a $43,1 e il WTI a più 0,1% a $40,6 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si attesta pressoché invariato a 164 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,2%.
Tornando a Piazza Affari, arretrano soprattutto Banca Generali a meno 3,8%, STM a meno 2,9% e Atlantia a meno 2,5%, mentre avanzano le utilities, Snam a più 2,2%, Enel a più 1,4% e Terna a più 1%. Grazie e buon proseguimento di serata. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'arrivo dell'anticiclone nelle Azzorre ha favorito un deciso miglioramento delle condizioni meteo con temperature in linea con le medie stagionali. Nei prossimi giorni masse d'aria più calda provenienti dal Nord Africa causeranno un graduale e progressivo aumento delle temperature che raggiungeranno l'apice nel corso del prossimo fine settimana. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, sempre nel corso della giornata aumento della nuvolosità lungo i rilievi, ma senza fenomeni associati. Temperature stazionarie, passiamo a mari e venti, domani poco mosso il Mar Tirreno con venti dei quadranti occidentali, calmo il Mar Ionio per venti deboli di direzione variabile. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.